Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Trapani il ricordo dei migranti morti in mare, l'arcivescovo all'orefice in una lettera parla di scelte politiche disumane. A Niscemi, dopo la frana, ANAS ed Esercito sono al lavoro per garantire collegamenti sicuri, nuove strade per evitare che il paese resti isolato. Crisi idrica a Canicattì, i residenti esasperati dai turni di erogazione sempre più lunghi chiedono trasparenza sulla gestione del servizio. Tu sei la persona che mi ispira, ti amo papà, figlio minorenne di un boss, inneggia sui social al padre e alla mafia. Ragusa è la provincia siciliana con il più alto numero di lavoratori stranieri, agricoltura e ristorazione, i settori in cui gli immigrati trovano occupazione. Da Catania sino alle TV straniere, le immagini del cane che getta l'immondizia in una discarica abusiva continuano a far divertire e arrivano perfino su CNN e BBC. Calcio, Palermo inarrestabile, batte il Sudtirolo e punta dritto alla promozione in Serie A. Serie C, il Catania vince contro il Giuliano 1-0 e resta in scia al Benevento. La gara con i campani decisa da una rete di D'Ausilio. Toscano, ci abbiamo messo il cuore. Bentrovati. Mentre il mare di Trapani consegna altri corpi di migranti, l'ultimo a Pietrosino 2 giorni fa, al porto del capoluogo la preghiera interreligiosa per ricordare quanti sono morti in mare nei giorni del ciclone Harry nel tentativo di raggiungere la Sicilia. Laura Spanò. Oggi il mare antistante alla costa trapanese è un tappeto di fiori e non un luogo di morte. Al mare sono stati affidati dei fiori per accarezzare con dolcezza chi vi giace, per accogliere con compassione e rispetto chi arriverà sulle nostre coste senza più vita. Lo stesso mare che giorno dopo giorno sta riconsegnando i corpi senza vita di uomini e donne morti tra il 14 e il 21 gennaio scorso per il maltempo mentre tentavano di raggiungere la Sicilia. Persone che non devono essere dimenticate, familiari e gli amici di molte delle vittime chiedono di pregare, di restituire loro dignità, di far risuonare il loro grido. È stato diffuso giorni fa l'audio di Aisha, nigeriana, che ha perso 3 sorelle nella strage che c'è stata in mare nel mese di gennaio. Un grido d'aiuto raccolto da Don Mattia Ferrari e Luca Casarini, rispettivamente cappellano e capomissione di Mediterranea, che assieme a un rappresentante del Movimento Popolare dei Migranti con la barca del soccorso civile Safira in servizio con Mediterranea Saving si sono recati in mare per commemorare le vittime. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di chiese di tutta Italia, vescovi, parroci, comunità. Alla preghiera si sono uniti i vescovi di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, con una supplica a Dio affinché i giovani e le giovani travolte dalle onde siano nelle sue mani. L'arcivescovo di Palermo l'Orefice parla invece di scelte politiche disumane sui diritti umani, chiedendo di non dimenticare chi ha perso la vita in mare. E adesso a Niscemi, dove ANAS ed Esercito sono al lavoro per garantire collegamenti sicuri al paese. Sono stati già avviati i lavori sul bypass della strada provinciale 11 che collegherà l'arteria alla provinciale 31. Arrivano intanto i primi contributi agli sfollati, mentre martedì Niscemi scenderà in piazza per chiedere risposte concrete. Gerry Italia. Parte dal bypass sulla provinciale 11 la corsa contro il tempo per garantire un collegamento sicuro con Niscemi. L'ANAS sta lavorando a uno studio di fattibilità per nuove strade lontane dal fronte della frana, ma nel frattempo la SP11 resta l'unica via d'accesso al paese dal Nisseno. È stata riasfaltata ma rimane sorvegliata speciale. 2 semafori intelligenti collegati a un sistema GPS segnalano in tempo reale eventuali movimenti dell'asfalto. Le provinciali 10 e 12 invece sono compromesse in modo irreversibile. I tecnici del tavolo permanente sulla viabilità parlano chiaro, non potranno mai più essere utilizzate. Da qui la scelta di avviare i lavori del bypass che collegherà la SP11 alla SP31 per superare il tratto più esposto in caso di nuove emergenze. L'intervento è stato affidato al Genio Militare. 3 mesi di lavori con turni H24 serviranno invece per rendere nuovamente percorribili le provinciali 32 e 35. Oggi sono poco più che trazzere fangose per 15 km. L'ANAS ha già effettuato i carotaggi, il primo passo verso la messa in sicurezza. Sul fronte sociale arrivano i primi segnali concreti. Da lunedì saranno
saranno liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno per le famiglie sfollate della zona rossa. Le somme, trasferite dalla Protezione Civile regionale al Comune, rappresentano i primi veri ristori economici, ma centinaia di abitazioni restano ancora inaccessibili. E intanto cresce la mobilitazione. Mercoledì 25, a un mese dalla frana, fiaccolata organizzata dal Comitato Evento Franoso. In piazza cittadini, esercenti e comitati si chiederanno risarcimenti immediati, soluzioni sostenibili e una ridefinizione dei confini della zona rossa. Il corteo partirà alle 18 da Largo Giugno, attraverserà la SP12 e si concluderà al santuario di Maria Santissima del Bosco. Un segnale chiaro: Niscemi vuole risposte e le vuole subito. E a Canicattì continuano i disagi per la penuria d'acqua e i canicattinesi sono scesi nuovamente in piazza. Davide Sardo. Canicattì scende ancora una volta in piazza per l'acqua. Dopo settimane di proteste per gli estenuanti turni idrici, nasce il Comitato Azione Civica e parte una petizione popolare per chiedere l'accesso agli atti e la verifica dei bilanci di AICA, l'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia. Tantissimi cittadini si sono messi in fila al banchetto allestito nei pressi della villa comunale, una partecipazione compatta, trasversale che punta alla trasparenza. Chi non è allacciato alla rete idrica ed ha la rete idrica, diciamo così, a portata di acqua, a portata di mano, deve fare il contratto. Lo dico di nuovo, deve fare il contratto. Quando però poi AICA, a fronte di questo contratto che è stato stipulato, non fornirà l'acqua e quindi si renderà inadempiente, faremo le azioni civili per quelle che sono previste dalle nostre norme. Il Comitato chiede chiarezza sulla gestione del servizio idrico e sui criteri di distribuzione dell'acqua. L'obiettivo è ottenere documenti ufficiali e risposte concrete. L'ARERA ha parlato chiaro, voi ci dovete dare almeno 50-150 litri pro capite al giorno. Se questo non accade, questo non è un servizio, io non ho nessun obbligo a contrarre con AICA e AICA mi deve assicurare l'approvvigionamento idrico, altrimenti entrano altri diritti costituzionali. Una protesta civile ma determinata che potrebbe essere solo l'inizio di un movimento più ampio. A Canicattì il tema acqua resta una priorità e la tensione intanto non si placa. Il figlio di un boss posta una scena del film Il Padrino e subito è allarme sociale su una mafia che torna a diventare modello per le nuove generazioni. Manlio Viola. Il fascino di Cosa Nostra torna prepotente nelle nuove generazioni, un allarme che cresce nella società siciliana e che adesso viene rilanciato da un evento social che crea ulteriore allarme. Protagonista il figlio minorenne di un boss di rilievo ed un post social che il ragazzo ha pubblicato negli ultimi giorni. Si tratta di un frame tratto dallo storico film di Francis Ford Coppola Il Padrino, un'immagine di Marlon Brando, Don Vito Corleone nel film, con Al Pacino, il figlio del boss Michael, sempre nel film. Un'immagine accompagnata da una frase che appare come un messaggio. Ho visto mio padre soffrire ma non l'ho visto mai mollare. Tu sei la persona che mi ispira. Ti amo papà. E poi un altro paragone chiaro, una fotografia propria con il padre. Un messaggio che inneggia al fascino di Cosa Nostra. Basti pensare che nella scena precede la storia di Michael Corleone che diventerà lui stesso un boss succedendo al padre Don Vito. Per gli inquirenti e gli studiosi di fenomeni sociali è solo un passaggio di una grande strategia di Cosa Nostra che dopo aver archiviato la stagione delle stragi torna a proporsi come stato alternativo, come ordine sociale, modello a cui ispirarsi, con i boss come potenti di quartiere a cui rivolgersi. Sullo sfondo il difficile tema delle famiglie di mafia, con la legge liberi di scegliere che ha introdotto un sistema che può togliere i figli ai boss, un sistema controverso anche all'interno della stessa magistratura. Si apre un nuovo capitolo giudiziario nell'indagine sui finanziamenti regionali destinati agli eventi in provincia di Caltanissetta. La Procura ha impugnato davanti alla Cassazione il provvedimento che aveva disposto il dissequestro delle somme al centro dell'inchiesta. Il servizio è di Rita Cinardi. Nuovo passaggio nell'inchiesta sui fondi regionali per gli spettacoli. Nel Nisseno la Procura di Caltanissetta ha presentato ricorso in Cassazione contro il dissequestro delle somme di denaro nell'indagine che ha portato ai domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. La Suprema Corte avrà ora 30 giorni per decidere se confermare o meno la decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo disposto anche nei confronti degli altri indagati.
Secondo gli investigatori, tra gennaio e maggio 2025 si sarebbero verificati 3 passaggi di denaro con consegne da Tricoli a Mancuso per un totale di 12.000 euro. Nel primo episodio si parla di 5 marche, espressione che per gli inquirenti indicherebbe 5.000 euro in contanti, reperiti anche tramite un tabaccaio e seguiti da un incontro in un bar. Gli altri scambi sarebbero avvenuti in zone appartate tra l'area dell'ASP e un'area di servizio. Per l'accusa, quei 12.000 euro sarebbero stati il corrispettivo per favorire l'associazione Gente Emergente, che ha ottenuto 98.000 euro di contributi regionali per eventi di intrattenimento. I magistrati ritengono non credibili le versioni fornite dagli indagati. Ora la parola passa alla Cassazione. Una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela. I 2 giovani che erano a bordo della vettura hanno riportato alcune ferite, l'auto ha completamente divelto il parapetto, i giovani sono stati portati all'ospedale Vittorio Emanuele ma non sono in gravi condizioni. E adesso andiamo a Catania, dove non c'è pace per la pista ciclabile di via Santa Sofia. Vedete come è ridotta con Tonino De Mana. È una pista ciclabile senza pace, con il tracciato spostato per la presenza di un balcone, senza mai aver visto un temerario ciclista ed ora pure sventrata per lavori di scavo. Succede a Catania, dove per un motivo o per un altro la mobilità sostenibile si trasforma in insostenibile. Al posto del blu, che delimita il percorso riservato alle 2 ruote, prevale ora l'arancione del reticolato per un improvviso cantiere aperto per sostituire un cavo Enel ammalorato, questo almeno il gergo tecnico dei lavori autorizzati dall'UTU, che ha chiesto rassicurazioni sul ripristino dello stato dei luoghi. Su modalità e tempi si vedrà, ma non c'è fretta, tanto da queste parti non si vede un ciclista. Non è percorsa da nessuno studente, da nessun catanese, non si vede mai un ciclista. La pista ciclabile non è mai servita a nessuno. Io per andare a casa mia qui non posso andare, devo fare il giro dalla via Santa Sofia con la fila sempre. E la pista ciclabile. Ma ha mai visto un ciclista? No, mai. Realizzata per collegare l'università con la metropolitana Cibali, questa pista ciclabile si è subito rivelata un flop. E che dire del palo pendente che incombe sulla curva, dell'immancabile tombino messo in sicurezza, si fa per dire, con alcune tavole di legno, dei sacchetti di spazzatura in bella mostra sui marciapiedi, a sua volta invasi dalle erbacce. In pochi minuti abbiamo visto di tutto e tutto, tranne i ciclisti. Adesso una breve pausa, tra poco. È boom di assunzioni straniere in Sicilia. Ragusa è la prima provincia, seguita da Catania e Siracusa. Agricoltura, ristorazione e pulizia sono i settori maggiormente interessati e che danno occupazione agli immigrati. Veronica Barbarino. Ragusa è la provincia siciliana con il più alto numero di lavoratori stranieri entrati nel mercato del lavoro nel 2025. È quanto emerge dall'analisi della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato di Mestre, che fotografa una crescita significativa del 147,5% di immigrati nelle imprese dell'isola. Un trend in linea con il dato nazionale, dove oggi un nuovo assunto su 4 non è italiano. Il primato regionale quindi spetta al territorio ebleo, dove la filiera agricola resta un pilastro produttivo e il contributo dei lavoratori immigrati appare ormai determinante per la continuità delle imprese. Alle spalle di Ragusa si colloca Catania con 7.630 ingressi, seguita da Siracusa e Palermo. A livello nazionale, come in Sicilia, è la ristorazione il settore che assorbe più manodopera straniera, davanti ai servizi di pulizia e all'agricoltura. Una trasformazione profonda del mercato del lavoro che riapre il confronto su integrazione, formazione e politiche di regolarizzazione di un sistema produttivo sempre più multiculturale. Continuano a far sorridere i video del cane immortalato mentre a Catania butta la spazzatura in una discarica non autorizzata. I catanesi si scatenano con l'ironia e il tutto finisce anche sulle TV straniere quali CNN e BBC. Lorena. Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. A tra poco.
Eccoci al calcio, il Palermo continua a vincere e a fare bene. Rosanero inanellano il 14° risultato utile consecutivo, ieri 3-0 al Sud Tirol. Marco Gullà. Il Palermo vince nettamente 3-0 contro il Sud Tirol, mette dentro l'8ª vittoria consecutiva in casa e il 14° risultato utile di fila. Monza e Venezia rispondono alla vittoria dei rosanero che però accorciano sul secondo posto, adesso in mano proprio al Monza e distante 3 punti. La strada che il Palermo ha imboccato è quella che porta dritto in Serie A, vincere e convincere, un mix che la squadra di Inzaghi ha ormai nel suo bagaglio. Anche ieri al Barbera è andata così, dopo alcuni minuti di equilibrio il rigore segnato da Poyampalo ha indirizzato il match verso le bandiere rosanero, poi il raddoppio di Leduaron, il jolly che nonostante la concorrenza riesce sempre a gratificare Inzaghi, e poi il triste di Ceccaroni che con qualche giorno di ritardo si è travestito da attaccante di razza. Il Palermo continua a non subire gol per la seconda gara consecutiva e inoltre segna 3 gol da 5 partite di fila, 15 reti in 450 minuti. Sono contento, è una bella giornata, mi auguro che questo record che insomma in A e B non ha mai fatto nessuno nella storia del Palermo convinca sempre di più i miei ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, che sono forti e che le loro prestazioni devono diventare la normalità, fare questi risultati. A centrocampo il Palermo ha adesso un nuovo Ranocchia, intraprendente costruttore di gioco. In difesa il punto di forza si chiama invece Ceccaroni. È stata una partita tosta come tante in Serie B, il Sud Tirol è sicuramente un avversario temibile che lotta su ogni pallone, siamo stati bravi nei momenti decisivi a essere precisi e puntuali e a fare il nostro dovere, a difendere la squadra e attaccare nella maniera giusta. Rosanero domenica all'Adriatico contro il Pescara. Il Catania vince con fatica col Giuliano, male il primo tempo, molto meglio la ripresa, la decide D'Ausilio. Adesso i 2 big match in trasferta contro Salernitana e Benevento. Marco Carli. Sì, sapevamo che poteva essere una partita difficile, 4 partite in 10 giorni non è facile, non abbiamo fatto una delle migliori partite in casa, però ci abbiamo messo il cuore, l'abbiamo voluta vincere, l'abbiamo voluta portare a casa, giocare dopo 10 partite, in 10 giorni 4 partite e non avere dei ricambi al 100%, soprattutto nella parte nevralgica del campo dove abbiamo sofferto. Il primo tempo, quando perdavamo la palla, arrivavamo in ritardo nella riconquista immediata e loro ti giocavano a campo aperto e ci hanno fatto correre parecchio, però la squadra è rimasta sempre concentrata, voleva fortemente questa vittoria. Devo fare i complimenti a Giuliano che è venuto a giocarsi una partita a viso aperto e noi siamo stati bravi a portare a casa una partita, ripeto, 4 partite in 10 giorni non è facile. Noi dobbiamo pensare a noi, partita dopo partita. Intanto ci stacchiamo un attimo, ho dato 2 giorni di riposo ai ragazzi perché hanno bisogno di stare con le famiglie, di staccare col cervello e di arrivare martedì sera con la testa giusta perché di allenamenti e di partite ne abbiamo fatte tante, c'è bisogno di allenarsi, c'è bisogno di prepararla bene dal punto di vista mentale, tattico e di fare una grande prestazione. E questo era il commento di mister Toscano al microfono di Marco Carli. Adesso parliamo del Trapani, successo per 2-0 del Trapani al provinciale con la Cavese. Sergio Calosi. 3 punti di speranza per il Trapani che dopo 4 sconfitte ritrova gioco e vittoria al provinciale contro la Cavese. Si ferma a 5 la serie utile dei campani, agganciati in classifica dai Granata a quota 28, in attesa di conoscere le decisioni del Tribunale Nazionale Federale nell'udienza del 9 marzo. In campo le motivazioni hanno fatto la differenza. La squadra di Aronica avrebbe meritato il vantaggio già nel primo tempo. Al minuto 35 il portiere della Cavese Boffelli ha parato a Matos il 4° rigore su 7 in stagione. Decisivi cambi di Aronica nella seconda parte di gara. Alla mezz'ora conclusione vincente dalla distanza di Celeghin, uno dei superstiti di inizio stagione. Reazione inconsistente della Cavese. Il raddoppio all'87° con un contropiede di Winkelmann. Difficile capire oggi quanto questo successo potrà pesare sul destino del Trapani, che ancora una volta ha dimostrato orgoglio e tanto carattere. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.